No pedemontana, no mafia, è questo lo slogan contenuto nello striscione issato ieri mattina davanti al municipio di Villaverla da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle locale e da alcuni esponenti del Covepa, il coordinamento dei comitati che contesta l'attuale tracciato della SPV. La protesta è stata organizzata per contestare le dichiarazioni rilasciate da Ruggero Gonzo, sindaco di Villaverla, durante il consiglio comunale di giovedì scorso, nel quale quest'ultimo aveva attaccato i comitati, accusandoli di propagandare informazioni false rispetto al contenzioso amministrativo tuttora pendente davanti al Consiglio di Stato. Innanzitutto registriamo l'assenza del sindaco Gonzo, non ha accolto il nostro appello di confrontarsi pubblicamente su quello che stavamo dicendo ed è una scorrettezza grave, dimostra anche un certo grado di pusillanimità, si difende dietro al banco di sindaco e non accetta il confronto diretto con i cittadini. Ci ha accusati di aver detto delle cose false, in realtà siamo qui per confutarle. Due sono le cose che diciamo, sono in grado di dimostrare che la questione delle autostazioni e delle aree di servizio è tutta una cavolata. Già il commissario le aveva tolte per decreto ed è una delle parti sospese del progetto definitivo a settembre. E in più tutte le mitigazioni presunte o declamate dal sindaco Gonzo sono già contenute nel decreto preliminare del definitivo sulla pedemontana. Quindi noi possiamo mettere qualunque cosa e migliorare la torta, ma di fatto è una torta mal lievitata e mal cotta. È un problema molto serio questo per Villaverla. Voglio anche sottolineare questo, che sulla partita del ricorso ci sono cittadini privati che hanno ricorso assieme al Covepa e con altri 41 contro il commissario e andremo a giudizio probabilmente tra luglio e settembre. Flavio Vezzaro, consigliere comunale a Villaverla in forza al Movimento 5 Stelle, attacca il sindaco e chiede come mai non abbia risposto all'interpellanza appunto del Movimento 5 Stelle proprio durante il Consiglio comunale di giovedì scorso. Poi vorrei capire se queste migliorie che lui dichiara di aver ottenute sono effettivamente realizzabili nei 5 anni che lui intercorrerà alla sua carica di sindaco. E ieri all'incontro ha preso parte anche l'ex sindaco di Villaverla Egidio Bicego, il quale ha contestato duramente la scelta della Giunta di chiedere un rinvio del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato sulla questione SPV, causa iniziata proprio sotto l'esecutivo Bicego, una sentenza che si prevedeva, sostiene Bicego, di esito assolutamente favorevole per il fronte del no. L'ex primo cittadino poi non concorda con Gonzo circa le conseguenze negative per la comunità in caso di vittoria del no davanti al Consiglio di Stato. E su quale base dice questo? Ci dica con quali elementi? Sa leggere il futuro? Cosa fa? Si è specializzato in chiromanzia? Non so. Com'è che può sostenere una cosa del genere? Intanto, se i commissari vengono cancellati, penso che sia irrazionale riproporli con le prerogative che ci sono adesso e soprattutto questi eventuali commissari non potranno di certo bypassare tutti i complessi normativi che garantiscono che le grandi opere vengano fatte anche tenendo conto dell'interesse legittimo delle popolazioni del territorio. Frattanto però lo scontro sale di livello. Sempre ieri il Covepa ha annunciato per venerdì un sit-in sotto la sede di Assindustria Vicenza, il cui presidente Beppe Zigliotto durante i giorni passati aveva avuto parole dure nei confronti dei comitati che si oppongono alla SPV, giudicando le loro proposte inadeguate o peggio risibili. Il Covepa contrattacca e si dice pronto a incontrare Zigliotto per confrontare sullo stesso tavolo cifre, studi e considerazioni nel merito. Ma gli ultimi rilievi del Movimento 5 Stelle sono proprio per il primo cittadino di Villaverla. Sinceramente a noi sembra che questo sindaco somigli più ad un avventuriero che ad un sindaco